Viaggiatori, bentornati a bordo. La crociera della musica, arte e cultura napoletana vi aspettava come ormai tradizione in questo racconto, che potremmo definire di emozioni e che oggi si traduce in suoni e parole con i Napoli Antica. Si chiama A nave cammina e a fava se cosce. Capito? Che Apri- fantasia. Questo spettacolo unico che si intitola Nava cammina e a fava se cosce vede come protagonisti i Napoli Antica con la voce narrante di Amedeo Colella. Ogni purtusa è purt, ma quando mare è calmo, ogni strunz è marinara. I Napoli Antica si potrebbero definire un progetto che preserva e tramanda la tradizione musicale partenopea nella sua forma più pura. Il loro concerto, anche se da poco cominciato, già ci ha preso per mano e sta accompagnando in un viaggio di ricordi, racconti ed esperienze, ma anche balli e quei luoghi che, seppur lontani, sembrano materializzarsi dinanzi a noi. Un repertorio che dal 600 arriva ai successi del 900, dalle melodie più note a quelle un po' più nascoste tra le pagine della tradizione canora napoletana. È nato mieto mara, Michele Ma, è nato mieto mara, Michele Ma, oi una scalola, oi una scarola, oi una scalola, oi una scarola. La musica in Napoli Antica unisce, fa cantare, ma racconta anche la storia di un territorio e delle sue tradizioni, come con Michele Zezza in Lo Varcaiuolo di Santa Lucia. Santa Lucia, e vedi un pescatore tornare dalla giornata di pesca, sente questo canto a distesa, si chiamava il canto a fronne e limone, era un genere, la barcarola, era un genere che proprio di questi pescatori che tornavano dalle battute di pesca. Sente questa melodia, gli piace e trascrive la deposita e scrive una canzone che si chiama Santa Lucia, una canzone che nasce napoletana. Te la ricordi com'era? Chi è che se la ricorda? Santa napoletano. Lucia napoletana. Come si friccica? Come sa friccica La luna piena. L'aria è serena. voi che facite miesa alla via Santa Lucia, Santa Lucia. Per voi artisti una crociera che esporta la cultura, la musica e l'arte napoletana cosa significa? Significa poter continuare a fare ciò in cui credi e lo fai veramente da tanto, ma lo fai con tanta passione. Quindi pensare di poter prendere anche questa piccola grande cosa e portarla oltre ti onora, ti riempie e ti onora, è veramente bello. Si è da poco concluso il concerto in Napoli Antica, un mix poi con Amedeo Colella e tanta musica napoletana portata su questo palco. Questa sera la tradizione della cultura partenopea, i Napoli Antica sono i nostri cantastorie, possiamo dire, e grazie a loro che appunto la tradizione continua a vivere. E poi un finale travolgente, tutti senza scarpe a ballare la tammurriata insieme a ospiti e artisti, ed è stato veramente un momento molto molto emozionante e soprattutto molto divertente.